Il dolore per la malattia si supera anche così, con la gioia di vivere. È una sfilata coloratissima a Palazzo Bonaguro. Questa è l'iniziativa organizzata dall'associazione San Bassiano Ollus che si occupa di malati oncologici. Lanciato un messaggio di speranza. Il messaggio che la malattia non ti porta via il ruolo che hai nella vita sociale, in famiglia, e non ti toglie la bellezza, ma c'è la possibilità di continuare a vivere. Dico non mollate mai ragazze, perché la forza e il coraggio dobbiamo tirarlo fuori in questi momenti. Gli abiti sono stati creati su misura dalla stilista Silvia Visconti. Per questa occasione ha ideato un'edizione limitata di modelli realizzati con tessuti colorati e preziosi, kimono, pantaloni ampi e bellissimi turbanti impreziositi da decori floreali. Il défilé ha visto mettersi in gioco ben 66 modelle per un giorno, tra cui l'assessore regionale Emanuela Lanzarin e gli assessori comunali Giovanna Ciccotti ed Erika Bertoncello. C'era anche la neodirettrice dei musei bassanesi Chiara Casarin. Sicuramente si ritrova femminilità, la bellezza che può essere perduta per un periodo, però insomma credo che sia un inno alla vita, un inno alla bellezza e soprattutto dimostra la grande forza delle donne. Presente anche Elena Donazzan, che ha voluto dedicare la serata alla cugina Sofia, scomparsa a Pove pochi giorni fa. Assessora Donazzan, perché questa sera anche lei ha voluto essere qui? Per Sofia. Sofia è mia cugina e ieri abbiamo fatto il suo funerale. Una donna di grandissimo coraggio che ha aiutato i suoi bambini e suo marito, tutta la famiglia a vivere questa malattia lunghissima per lei. Sofia qualche giorno fa aveva ripostato sulla sua pagina Facebook di questa serata e se lei ha pensato al dopo di sé con tale coraggio, credo che dobbiamo dire a tutte le donne che non sono sole.